Mercato Borgo Casanova Mantova. Ciao ragazzi, bentornati qui. Oggi vi parliamo di una realtà tutta al femminile. L'Oghino delle Donne è un'azienda che è sorta qualche anno fa, composta da sole donne, creata per dare delle opportunità economiche, di lavoro, di prospettiva anche a tante donne che hanno trasformato quello che era il lavoro domestico, far da mangiare, preparare la mostarda, in un'attività economica. D'altronde il nostro consorzio è stato fondato 25 anni fa su un progetto di imprenditoria femminile e l'obiettivo era proprio questo: creare delle opportunità per imprenditrici che avevano pochissima terra, un ettaro e mezzo al massimo, e trasformare l'occupazione familiare in un'avventura economica. Quindi è questo il ruolo sociale dell'agricoltura, soprattutto quella piccola, quella mirata, quella della trasformazione, creare opportunità a chi vuole crearsi un futuro. È un'agricoltura a conduzione familiare in cui i protagonisti sono soprattutto donne e giovani. E dopo 25 anni siamo praticamente contenti perché quando siamo partiti con 9 donne, piccolissime aziende. Oggi quelle 9 aziende sono diventate delle realtà importanti, molto importanti. Pensate che Corti e Cascine ha 45 aderenti nell'edizione di quest'anno, 21 sono di aziende gestite da donne. E questo credo che sia un segnale veramente importante che arriva direttamente da Mantova. Dov'è Loghino? A Serravalle Po, località Cardinale. Segnatevelo e cercatelo nella mappa di Percorti e Cascine. 19 maggio, mi raccomando, così controllerete le donne.